Sì, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere qui, prima in veste di Presidente del Comitato di Padova, ora affiancato con il mio successore Flavio Camporese. È un torneo importantissimo dal punto di vista sia sociale che sportivo, non solo per il Veneto ma per tutta Italia, perché arrivare alla 32esima edizione di un torneo così strutturato non è semplice e facile, ce ne sono molti pochi in Italia che arrivano a questo. Questo è segno che Massimo ha lasciato un segno appunto indelebile in quella che è l'attività sportiva a livello padovano e non solo. Testimonianza ne è, lo dico sempre ad ogni conferenza stampa, leggetevela perché viene riportata sempre in ogni brochure la lettera che ha lasciato Massimo, ed è veramente molto molto toccante, perché lì ci sono i veri valori dello sport e lì c'erano i veri valori di Massimo, e questo è quello che vuole portare avanti questo torneo. Ringrazio gli assessori di essere qui presenti, penso che sia una delle poche volte che si vedono due assessorati presenti in una conferenza stampa di presentazione di un torneo, di questo torneo in particolare. Voglio dire che sport e la pallacanestro, in questo caso specifico, è l'insieme di molte realtà, quindi non solo l'assessorato sportivo, non solo l'assessorato alle attività sociali, ma è anche cultura, è economia, e diciamo che insegna a vivere i nostri ragazzi in un contorno, in un contesto che è quello del confronto. Ci si confronta, come diceva prima l'assessore Nalin, a viso aperto con propri coetanei che provengono da tutta Italia, e questo crea una sinergia tra i ragazzi e poi anche all'interno delle stesse famiglie, che sono quelle che ospitano i nostri ragazzi, che poi prosegue nel tempo, non si ferma al 3 di giugno quando si giocherà la finale del torneo, ma abbiamo visto negli anni che le famiglie si tengono in contatto, si creano delle unioni che poi vanno a svilupparsi anche in seguito, e questo è il vero valore dello sport e dello sport giovanile, della pallacanestro giovanile. Qui poi abbiamo visto a livello proprio sportivo e agonistico, perché l'agonismo ci sta e i ragazzi devono mettercelo in campo, dei campioni che poi sono cresciuti e sono diventati anche dei grandi campioni di Serie A e vestono anche la maglia della nostra nazionale. Questo è ancora di più un segno di riconoscimento che la federazione dà a questo torneo, quindi io voglio dare l'in bocca al lupo a tutti quanti i ragazzi, a tutti quanti i genitori che parteciperanno a questa edizione, e fare un in bocca al lupo agli organizzatori, ma su questo penso che non ci sia assolutamente nessun problema, perché il rodaggio è appunto dopo 32 anni assolutamente oliato. Quindi in bocca al lupo a tutti quanti, buon torneo Mazzetto e viva il mini basket in questo caso. Grazie. Di questa parte del tavolo, quindi proseguiamo con Flavio Camporese, Presidente Comitato Provinciale FIP Padova. Buongiorno a tutti, grazie per averci ospitato in questa bellissima sala e grazie per la presenza appunto dei due assessori, che è fondamentale, dà lustro al torneo. È un torneo che in questo momento molti di loro saranno concentrati sull'aspetto tecnico, ma alla fine per noi è molto importante perché si parla molto di sociale. Abbiamo parlato di accoglienza, abbiamo parlato di società che ospitano con le proprie famiglie, quindi meritano il proprio tempo. Ma io parlo che il torneo Mazzetto è da qualche anno che si sta occupando anche di avere dei progetti paralleli per quanto riguarda la parte sociale. Infatti collaboriamo, e dopo ci sarà la presentazione, con la Lega della Fisicistica, in modo tale da creare un momento sì di sport ma anche di vero e proprio collegamento con chi in questo momento ha più bisogno di essere seguito. E i ragazzi questo indirettamente lo stanno facendo perché iscrivendosi le società stesse ci stanno dando una mano, il volontariato che loro fanno, questo ci permette di poter creare questo collegamento, ma soprattutto quello che vedo scritto qua, ci sono 24 formazioni che a fronte di altri tornei magari non sono tante, però sono formazioni che arrivano da varie parti d'Italia. Sono formazioni, loro giustamente qui davanti a me, i vari rappresentanti di società, che hanno anche una certa capacità tecnica. Alla fine il torneo Mazzetto esce come anche aspetto tecnico per i ragazzi, di formazione tecnica, in una maniera molto molto importante, perché le finali che si sono sempre giocate a livelli altissimi, quindi è anche bello da quel lato lì. I ragazzini vivono, in questo momento si vede che vivono il momento della partita a livello agonistico, ma poi diventano amici, e questo è fondamentale per noi.
e questo ci permette di continuare a supportare questa tipologia di tornei. 32 anni lo dimostrano e spero che insomma ce ne siano. Complimenti agli organizzatori e soprattutto complimenti, vorrei fare un complimento speciale anche ad Andrea De Franceschi che è qui dietro di me, che è la macchina che prepara tutto il torneo dall'inizio dell'anno, dal giorno dopo che finisce al giorno prima che inizia il torneo. Due giorni dopo, grazie. Si prende un giorno di pausa. Esatto, 2 giorni di pausa. Vi auguro un buon basket, divertiamoci e soprattutto cerchiamo di far star bene i ragazzi che arrivano da fuori provincia del torneo. Grazie.